Ben ritrovati amici in piazzetta San Giorgio, proprio di fronte all'ingresso del Museo Diocesano, c'è la bellissima chiesa di San Giorgio. Nonostante la fondazione e le origini di questa chiesa siano ancora ignote, sappiamo che la struttura attuale risale alla metà del 200, ad opera dei frati minori. Dalla fine del 500 la chiesa venne occupata dalla confraternita di Santa Maria della Misericordia, che fu trasferita qui dalla chiesa di Sant'Agostino, oggi inglobata all'interno del Broletto. La confraternita si occupa dell'assistenza ai condannati a morte. Lo stile attuale della chiesa è quello barocco del 600. Difatti nel 1639 viene realizzata la scenografica scalinata d'accesso a doppia rampa, mentre la facciata è del 1752. Sul retro della chiesa, all'esterno, nella zona dell'abside, è presente una cappella quattrocentesca con i frammenti di un affresco raffigurante una crocifissione. Pare che questo fosse il luogo in cui i condannati a morte venivano a pregare prima che la loro sentenza venisse eseguita. State a sentire il detto di oggi. Lena bröt apel. Restate con noi. Non ci siamo mossi da qui, abbiamo un po' paura a raccontare il detto di oggi. Lena bröt apel. Una brutta pelle quando è una persona cattiva. Purtroppo sì. Insomma dai, vi auguriamo di non incontrarne. Esatto. Quello lì è una brutta pelle, è un brutto elemento, è un brutto tipo. Penso che sia quello. Esatto, bravo signor Piero. Però tra i suoi clienti De bröt apel, che è la mia. Ma ti dirò, in quasi 60 anni ne hai trovati parecchi, ne hai trovati lungo il percorso della vita, ne trovi. Lena bröt apel, signor Roberto. Lena bröt apel, cioè non lei, dico, che significa? No, ci mancherebbe. Lena bröt apel a me. No, dico, in generale, quando si dice che Lena bröt apel. Che bellaccia vuol dire, che bellaccia. La traduzione è questa. Ma il significato, la metafora? È una metafora per dire che è un tipo poco di buono. Lei non ne conosce, vero? Certo che ne conosco. È il massimo trascorrere qualche istante al bar con la signora Tiziana del Carmine. Ma signora Tiziana, lei che fa? Lavora, è pensionata? No, lavoro. Senta signora Tiziana, che lei, non indichiamo nessuno che magari poi... Lena bröt apel, l'ha mai sentito? Che significa? Che è una brutta pelle, nel senso che è un po' un brutto soggetto. Mi conosce lei? No, qui no. Dai miei amici nessuno. Bene, meglio così. Sì, direi proprio. Lena bröt apel, Lena bröt apel, Vero o falso? Ti succede? No, Tra i tuoi clienti non c'è nessuno che Lena bröt apel? no, io non lo so, io non parlare bene italiano. Cattiva? Che è una persona cattiva? Ah, beh, ce ne sono tante in giro di persone cattive. Siamo noi, vero? O voi siete buoni. Con la signora toscana trapiantata a Brescia da tanti anni, guardate quanto è simpatica. Signora, come si chiama? Gianfranca. Signora Gianfranca, guardi, quello là, quel signor là, che là, Lena bröt apel, che significa? Significa che è un po' non cattivo, ma insomma lei è una persona mica tanto per la quale... Conosce lei? Se sapesse quanti, purtroppo. Lena bröt apel, cioè no, non lei è Lorenzo. Quando si dice Lena bröt apel, che cosa si riferisce? È un tipo difficoltoso, è un tipo abbastanza scarognette, un po'... Da evitare. Da evitare o da prendere con le molle, da prendere con le pinze. Brutto apel, stiamo attenti. Tra i suoi clienti c'è qualcuno che Lena bröt apel? No, tra i miei clienti l'unico che ha una brutto apel sono me che è un mio cliente. Allora, il detto di oggi metteva un po' i brividi, Lena bröt apel, è una brutta pelle, detto di persona cattiva e poco raccomandabile, speriamo che nessuno di voi ne conosca così. Grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima puntata.